Ma io non credo che esista un caso Veneto. In ogni regione ci sarà il caso tipico di ogni regione e poi insomma ognuno con le proprie peculiarità che non sono sempre controllate dalle persone, perché il virus si fa controllare fino a un certo punto. La vaccinazione sì, quella può cambiare e modificare quello che può essere l'andamento epidemiologico sicuramente. Nella pandemia che ha colpito il nostro paese come il resto del mondo non esiste un caso Veneto. Lo precisa subito Francesca Russo, direttore del Dipartimento Prevenzione della Regione, in prima linea contro il coronavirus dalla sua prima comparsa nel febbraio del 2020. Io faccio il mio lavoro, porto avanti quelli che sono i piani di sanità pubblica in linea con le indicazioni ministeriali e non mi permetto di valutare il lavoro degli altri. E quindi abbiamo adeguato le misure a quello che era lo scenario epidemiologico, così come deve essere fatto in sanità pubblica. I dati dei decessi non possono essere spezzettati per periodi, ma vanno conteggiati nella loro interezza. E il Veneto è all'8° posto in Italia per incidenza di mortalità ogni 100.000 abitanti, la situazione migliore del nord Italia. L'infezione ha interessato un elevato numero di soggetti e quindi i soggetti che erano più fragili o per età o per patologie non sono riusciti a superare la malattia, ma questa non è una caratteristica del Veneto, questa è una caratteristica dell'andamento della mortalità in tutti i posti dove c'è un'alta incidenza.